Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere, penso, la partita del secolo che è stata giocata nel 1992 tra Kasparov e Tal, anzi tra Tal contro Kasparov, dato che Tal è con i bianchi in un torneo Blitz, quindi una partita abbastanza veloce e vediamo come sono andate le cose. Ovviamente Tal coi bianchi sappiamo essere inarrestabile, cerca subito attacchi aggressivi. Dall'altro lato abbiamo Kasparov che è famoso per essere un grande giocatore d'attacco, quindi sono molto ma molto incuriosito di vedere come va la partita. E4, C5, ottima, solida difesa siciliana, prevedibile di Kasparov. L'idea di giocare questo pedone C è quello di controllare la casa D in modo tale che prima o poi, quando il bianco spingerà su D4, il nero cambierà un pedone semicentrale con un pedone centrale del bianco. Questa, diciamo, è l'idea di base che c'è dietro a questa apertura. Cavallo F3, D6, alfiere B5, scacco subito. A questo punto ci si può parare sia di alfiere, di cavallo o di cavallo in G6. Kasparov gioca cavallo in D7, a questo punto D4, cavallo in G va in F6, minacciando questo pedone centrale e ovviamente a rocco corto. L'idea è, ok, io ti lascio anche se vuoi questo pedone centrale, però sappi che mi aiuteresti a sviluppare la torre in E1 e iniziare subito ad attaccarti quando tu devi ancora completare il tuo sviluppo. Tra l'altro questo cavallo in D7 racchiude il proprio schieramento e all'alfiere Kasparov all'alfiere Campochiaro bloccato, non è una delle posizioni più felici in assoluto. A 6 per cercare di rimuovere questo fastidiosissimo alfiere, e ora per questo alfiere non c'è molto da fare. Un'idea di ritirata in C4 o in D3 o in E2 sarebbe troppo passiva, anche perché permetterebbe al nero di recuperare tempi tramite spinte come B5 e insomma questo alfiere poi sarebbe costretto a ritirarsi in E2. Buonanotte, qui il nero si è assolutamente ripreso, motivo per cui su questa spinta di pedone l'alfiere decide di catturare su D7, cavallo per D7 e ora cavallo C3. La posizione è buona per il bianco che ha i due pedoni centrali, ha i due cavalli all'interno, ha già arroccato. Kasparov invece deve ancora arroccare, quindi probabilmente si giocherà G6, alfiere G7 a rocco corto il prima possibile. Il turno appunto di Kasparov che anziché giocare G6 gioca E6, quindi l'idea è quella di sviluppare il proprio alfiere lungo questa via. Alfiere in G5 minacciando la donna. Questa è un'ottima mossa perché, diciamo, mette il nero in condizione di cercare delle parate estreme. Alfiere 7, sicuramente qui il bianco potrebbe cambiare e a seguito del cambio potremmo avere cambi di questo tipo e la situazione è comunque molto buona per il bianco, una semplificazione ma che porta comunque il bianco ad avere un buon gioco. E una spinta di pedone F6 sarebbe coraggiosa, ma non farebbe altro che indebolire un pochettino le case chiare. Dunque, per questa serie di motivi, Kasparov giocò donna C7. Ci tengo a precisare che, essendo una partita blitz, i giocatori non hanno molto tempo a testa per pensare, ma Kasparov pensò tantissimo proprio perché si aspettava da un momento all'altro un mega sacrificio in stile Tal, quindi diciamo che Kasparov è stato un po' per tutta la partita sotto di tempo. Torre N1 centralizzando la torre, cambio del pedone centrale e ora cavallo N5 prendendosi questa bellissima casa. Questo cavallo però non durerà molto su quella casa centrale poiché abbiamo F4. F4 scopre il re, scopre questa diagonale e quindi è... non so come considerarla, sicuramente è una mossa aggressiva molto forte e Kasparov ovviamente non ci sta più, basta scappare coi cavalli, basta andare in posizioni troppo passive, è il momento di reagire, come con H6. L'idea è, ok, tu mi prendi il cavallo, io ti prendo l'alfiere, va bene, rompo anche la mia struttura pedonale, ma almeno iniziano ad attaccarti un pochettino anch'io. Alfiere in H4
Tal non ci sta, G5, grande. Kasparov, guarda come attacca sull'ala di re che non ha ancora arroccato, un modo G5 così in modo aggressivo. F per E5, G per H4, E per D6 e ora alfiere per D6. La situazione si fa molto interessante per Kasparov, che può iniziare un bellissimo attacco, in futuro ci sarà anche torre G1 e chissà, magari anche un B5 seguito da alfiere B7, che il nero si ritroverà poi con due alfieri che puntano sulla rocca avversario, quindi non sarebbe affatto male. A questo punto c'è cavallo in D5. L'idea è molto interessante, questo sacrificio di cavallo. L'idea è che se Kasparov cattura, noi catturiamo di pedone, c'è uno scacco di scoperta e iniziamo ad attaccare il re avversario. Su questa mossa Kasparov ci pensò un sacco di tempo, alla fine decise di catturare. Cattura, scacco di scoperta da parte della torre, il re si sposta, va in F8 e su Don F3, che ci crediate o no, la partita finisce qui. Nessuno dei due giocatori si è arreso, nessuno dei due giocatori ha proposto patta all'altro, semplicemente Kasparov ha finito il tempo. Ebbene sì, le blitz senza incremento o comunque anche con l'incremento spesso finiscono con uno dei due giocatori che perde per il tempo. Come valutiamo questa situazione? Se il tempo non fosse scaduto, chi era in vantaggio? Beh, sicuramente il nero in questa posizione, che ripeto c'è questa bellissima batteria di alfiere e donna, la torre che può entrare in azione, questo alfiere che non appena riesce ad entrare in gioco diventa fortissimo, e questa torre che poi andrà in vantaggio. Ovviamente Tal ha sacrificato un pezzo in cambio di maggiore attività di altri, quindi è sotto di materiale. Se il nero riesce, se Kasparov riesce a riprendersi, ma soprattutto a mettere in gioco questi due pezzi che mancano all'attacco, si sarà ripreso totalmente. Minacce da parte del bianco ci sono, c'è la possibilità di giocare cavallo in D6 e qui il nero dovrà fare qualsiasi cosa per cercare di evitare di scoprire ancora di più il proprio re. C'è la possibilità insomma di mettere la torre su F1, cercare altri attacchi, insomma è una situazione sicuramente complessa che non si può valutare velocemente in una partita blitz. Fatto sta che Kasparov in quel torneo perse una sola partita e fu contro Tal. La cosa più interessante di tutte è che questa partita fu giocata a un mese dalla morte di Tal. Questa è stata la sua ultima partita, tra l'altro vinta, quindi come si dice, finire veramente con onore. E Kasparov descrisse Tal a quel torneo come stava malissimo, visibilmente in volto si vedeva che era molto segnato, però nonostante ciò coi bianchi Tal neanche al grande, ineguagliabile e nonché campione del mondo Kasparov in quel momento riesce, neanche Kasparov riesce a tenergli testa quando Tal comincia coi bianchi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi invito. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!